Il 64° anniversario della Repubblica del 2 giugno, celebrato quest'anno in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, è stato organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione del Primo FOD e delle Forze Armate. La manifestazione ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza. Presenti all'iniziativa molti bambini e famiglie, ma anche giovani ed anziani. Elevato anche il numero di autorità. Presenti in piazza esercito, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco e protezione civile. Oltre al sindaco Antonio Darè, che ha portato il saluto della città, e all'autorità militare del Primo FOD, hanno partecipato alla manifestazione il vicepresidente della provincia di Treviso, Floriano Zambò, e il prefetto Vittorio Capocelli, che ha riportato il messaggio del Capo dello Stato. Nel corso della mattinata, presso Piazza del Popolo e i giardini pubblici, è stata allestita una mostra statica di mezzi e materiale delle Forze Armate, aperta ad un'incuriosita cittadinanza con allestimento di stand e mezzi, nonché materiale fotografico e filmati a descrizione delle attività svolte da ciascuna autorità. La manifestazione, sostenuta dal Comune di Vittorio Veneto, ha riscosso quindi un successo su tutti i fronti, complice anche la bella giornata di sole che ha accompagnato i festeggiamenti.